Benvenuti allora con Renzo Micheletto e Mimmo Vita a questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che celebra la sua 100ª edizione, quindi per noi tutti un grande evento e lo facciamo con un grande personaggio, e vedete inquadrato il professore Attilio Scienza dell'Università di Milano. Io mi permetto un po' di confidenza col professore, il guru del vino italiano, perché se il vino italiano è arrivato là dove buona parte, ecco, del merito va proprio al professor Scienza, che ricordiamo è trentino, di sede, non solo di nascita, di cromosomi, ma anche di tempra. Professore, allora come si sta comportando il vino italiano al tempo del Covid? Da dire che è un momento di grande crisi, soprattutto per i vini di qualità, che sono stati maggiormente penalizzati dalla chiusura delle enoteche e dei ristoranti. Io penso che bisogna considerare la crisi da un punto di vista positivo, cioè su quello che noi possiamo fare dopo la crisi. In genere le crisi hanno due facce. Una faccia che vede una parte dei protagonisti in un atteggiamento di difesa, quello che potremmo definire una così, cultura malthusiana, no? Quella della chiusura, quella del protezionismo, quella della distillazione anche, quella della potatura della vendemmia verde. E un'altra faccia invece è quella dello sviluppo cosiddetta. Questo è stato sempre così. Io penso che noi non dobbiamo cadere nell'equivoco che la distillazione di 3 milioni di ettolitri o la vendemmia verde di 100.000 ettari possa risolvere questa crisi. Sono palliativi assolutamente inefficaci. Primo perché la distillazione dà dei valori molto bassi ai vini che vengono distillati, naturalmente. Sono valori assolutamente inaccettabili, almeno per un imprenditore abituato a mettere i vini in bottiglia. Forse può andare bene per una cantina sociale che deve liberare le vasche per la prossima vendemmia. La vendemmia verde è anche lì un discorso molto serio, nel senso che vorrebbero spostarla a fine luglio. A quel punto, data la difficoltà dei controlli, alcune aziende potrebbero utilizzare quell'uva per fare dei bei rosati e quindi non porterebbero, almeno al sud, nessun vantaggio alla quantità di vino aperto sul mercato. Senta professore, queste difficoltà le sta vivendo l'Italia, ma gli altri paesi importanti europei sotto il profilo vitivinicolo come la Francia e la Spagna, com'è che stanno affrontando questo momento difficile in merito ai temi che sta elencando? Beh, la Francia sta peggio di noi perché lei ha una produzione di qualità, o perlomeno di vini in bottiglia, più elevata e questa crisi si somma ai dazi americani, quindi per loro è diventata hanno avuto delle perdite fino al 70% di vendite in questo periodo, quindi per loro hanno anche loro direi, pensato un po' a distillazione, ma solo per togliere dal mercato i vini peggiori, quelli che probabilmente non avrebbero avuto un destino in bottiglia. La Spagna devo dire che si sta organizzando soprattutto da un punto di vista della comunicazione, stanno cercando di impostare un grande piano, un grande progetto di comunicazione almeno sui paesi terzi per far conoscere il vino spagnolo, che non è poi molto conosciuto e quindi ha bisogno di una grande spinta. Naturalmente noi dobbiamo pensare che la concorrenza ai nostri vini è essenzialmente una concorrenza dei paesi dell'America meridionale, Cile, Argentina o del Sudafrica o dell'Australia, ma noi, anche perché sono i nostri concorrenti sui grandi mercati, quello orientale, quello cinese in particolare e quello americano. Quello americano in questo momento è completamente fermo, non dà segni di ripresa per tanti motivi, un po' perché avevano acquistato molto in gennaio e febbraio, quindi hanno dei magazzini pieni e devono smaltire questo vino prima di ripristinare i prossimi acquisti. Ma io penso che questa deve essere una grande opportunità per noi per impostare veramente un grande progetto di comunicazione all'estero. Noi abbiamo una struttura che è quella del Vinitaly
International Academy, che ha in giro per il mondo 400 ambasciatori del vino italiano. Questa è una potenza, direi, d'urto formidabile, che andrebbe utilizzata. Tutte queste persone in via digitale dovrebbero avere intanto i vini magari disponibili sui luoghi dove loro operano, ma soprattutto dare a loro del materiale comunicativo, perché la comunicazione in questo momento che sembra più efficace è quella, direi, sul territorio, cioè di spiegare bene i territori. Noi abbiamo un'occasione finalmente per spiegare la grande diversità dei suoli, dei climi, dei vitigni, quindi delle interazioni, della storia che c'è dietro, che probabilmente in una condizione normale abbiamo difficoltà a spiegare. Invece questo, secondo me, è un'opportunità fondamentale per battere la concorrenza in un certo senso. E l'altra cosa è quella della formazione. Noi ci siamo accorti in questi mesi che non abbiamo la capacità di reagire né dal punto di vista, diciamo così, organizzativo a queste condizioni di disagio, né dal punto di vista culturale. Quindi il mondo del vino deve ripensare un po' ai suoi addetti, deve ripensare un po' a come dare notizie di tipo tecnico, naturalmente, ma anche di tipo culturale, di marketing, di comunicazione, di storytelling. Questo è la via per uscire. Ci siamo resi conto invece che le nostre cantine, a parte qualche grande cantina che dispone di staff, di persone dedicate, non sanno come fare, non hanno gli strumenti. Questo è importante assolutamente, perché il vino, come abbiamo detto molte volte, il vino quando è sulla nostra tavola non è semplicemente un complemento, ma è colui che ci crea un'atmosfera, è colui che ci porta in un mondo, che ci crea delle sensazioni forti, e se noi non le sappiamo, tra virgolette, vendere, non riusciremo a vendere il vino. Esattamente, io capisco perché la crisi sarà soprattutto per i piccoli, non per i grandi. I grandi hanno strutture per reagire, hanno staff, hanno capitali, riescono certamente a rimettersi in sesto rapidamente, ma i piccoli no. I piccoli si trovano in una condizione proprio di inedia, non sanno da che parte girarsi, non hanno rapporti organici con l'estero. Allora la cosa fondamentale in questo momento sarebbe quella di creare le reti di impresa. È un momento nel quale la necessità ci costringe a lavorare assieme. Allora 10, 15, 20 piccole aziende creano una rete di impresa, su questa rete di impresa investono le loro risorse e cominciano ad affrontare il mercato con delle persone esperte e con un altro animo, con un'altra forza. Questa è la cosa importante. Grazie allora al professore Attilio Scienza, grazie anche per queste indicazioni molto importanti, anche perché, come sempre, da una crisi noi dobbiamo saper uscire più forti e soprattutto anche più intraprendenti di prima. Grazie professor Scienza. Non sprechiamo la crisi, non sprechiamo la crisi. Grazie allora al professor Attilio Scienza, e per celebrare questa 100ª puntata di Radio Veneto Agricoltura abbiamo in linea, e lo ringraziamo veramente, il professor Angelo Frascarelli dell'Università di Perugia, certamente tra i più esperti, forse il più esperto, diciamo, di cose europee per quanto riguarda il settore primario, e a lui vogliamo subito chiedere tanta carne al fuoco da questo punto di vista, vero professore? Beh, sì, sicuramente in questo momento è un momento particolarmente intenso dell'attività istituzionale, perché come noi sappiamo la programmazione europea va di 7 anni in 7 anni, stiamo concludendo il periodo di programmazione 2014-2020 e ci dobbiamo preparare al prossimo periodo di programmazione, e sono sul tappeto ben 4 importanti testi legislativi. Il primo è il bilancio, il nuovo bilancio 2021-2027, che ci dirà quante risorse per la PAC. Ce ne sono di più o di meno rispetto alla precedente programmazione, professore? Allora, rispetto alla precedente programmazione, se ci basiamo sulla proposta prima dell'emergenza Covid, c'era un taglio per l'Italia del 9,2%, ma dopo la nuova proposta che ha fatto la Commissione europea il 28 di maggio 2020, le risorse anche per la PAC non diminuiscono, aumentano qualcosina. Quindi, diciamo, se facciamo riferimento all'ultima proposta, non c'è un taglio della PAC.
Questo quindi il primo fatto importante è il bilancio. Poi altre tre ce ne sono di cose importanti, vero? Sì, poi c'è il tema della nuova PAC, la nuova PAC 2021-2027, che non sarà più 2021-2027 perché ormai l'Unione Europea sta preparando una cosa che si chiama regolamento transitorio, che prolunga la PAC attuale fino al 2022. Quindi la nuova partirà dal 1° gennaio 2023. Quindi c'è da decidere il periodo transitorio che sarà di ben 2 anni, 2021-2022, in cui sostanzialmente ad oggi proseguono le politiche 2014-2020. Poi ci sono altre due strategie importanti. Poi abbiamo due strategie importanti che si combinano con la nuova PAC e le strategie sono quelle che derivano dalla madre di tutte le strategie, che si chiama Green Deal, un nuovo percorso verde europeo che ha un'ambizione grandissima: raggiungere la neutralità climatica nel 2050, cioè che vuol dire che nel 2050 tra le emissioni di gas serra e quelle che riusciamo a sottrarre ci sarà neutralità climatica. Oggi non siamo neutrali, oggi stiamo impattando sul clima, stiamo generando cambiamenti climatici e quindi è chiaro che questo Green Deal riguarda tutti i settori dell'economia, riguarda molto chiaramente i trasporti, l'edilizia, l'industria, ma riguarda anche l'agricoltura e l'agroalimentare, e per questo l'Unione Europea ha fatto una strategia ad hoc che si chiama dal produttore al consumatore, o secondo la dizione inglese a farm to fork. Pensando in Italia uno penserebbe che si tratta di vendita diretta, di filiera corta. No, è un altro concetto, vuol dire che tutta la filiera deve essere sostenibile dal produttore al consumatore. Poi, professore, c'è la seconda strategia e la quarta che sta disegnando, che è quella della biodiversità 2030. Sì, un'altra strategia importante, che è conseguenza anche questa del cappello madre che è il Green Deal, è la strategia per la biodiversità entro il 2030, il piano per la biodiversità 2030 dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea fa una considerazione: noi attualmente stiamo perdendo molta biodiversità, ma perdere biodiversità non è solo un tema di carattere ambientale, è anche un tema economico, perché con la biodiversità pensiamo al grande ruolo delle api, pensiamo se non ci fossero le api, gli impollinatori. Ecco, senza biodiversità ne viene danneggiata non solo l'economia ma soprattutto l'ambiente. E questo mi permetto di dire una cosa, che in questo periodo di pandemia si potrebbe pensare che adesso l'ambiente passa in secondo piano perché ci dobbiamo occupare dell'economia, della disoccupazione, dei problemi di redditi. Invece si è verificato un fatto straordinario, cioè i cittadini europei in questo periodo stanno prestando ancora più attenzione all'ambiente, perché ritengono anzi che questa situazione sanitaria sia generata da un modello di sviluppo insostenibile. Quindi il Green Deal europeo non è solo una politica dell'Unione Europea, è una politica molto radicata nei cittadini consumatori europei. Senta, professore, una cosa, gli agricoltori in tutto questo saranno chiamati a svolgere un ruolo importante, ma ci saranno i soldi per loro? Saranno compensati nella giusta maniera? Ovvero, quanti soldi arriveranno in Italia? Questa è una domanda interessante che mi fanno molti agricoltori. Ad oggi, per rispondere a questa domanda, quanti soldi arriveranno in Italia, possiamo dire che sulla base dell'ultima proposta di bilancio più o meno gli stessi del 2014-2020, e sono per l'Italia, tra primo pilastro e secondo pilastro, circa 7,4 miliardi di euro l'anno, compreso il cofinanziamento. Quindi dovrebbero rimanere grosso modo le stesse risorse. Poi, per far fronte alla pandemia nelle zone rurali, l'Unione Europea ha addirittura in questa proposta messo 15 miliardi in più per tutta l'Unione Europea, di questi circa 1 miliardo verranno all'Italia, per far fronte nei primi 2 anni alla ripresa dopo la pandemia. Quindi diciamo che le risorse grosso modo ci saranno. L'agricoltore si domanda, dice: ma questo maggiore impegno ambientale poi verrà ricompensato dal consumatore e verrà ricompensato dalla politica? Ecco, io vorrei rispondere a queste due domande. Sì,
Il maggiore impegno ambientale verrà ricompensato dal consumatore, che oggi presta sempre maggiore attenzione nell'acquisto alla sostenibilità ambientale. Si parla di pagare con il portafoglio, cioè il consumatore comincia a pagare con il portafoglio quegli imprenditori, quei prodotti che sono più sostenibili. Non tanto, però comincia, e comunque escluderà dal consumo quei prodotti che non sono sostenibili, un po' come è avvenuto per le uova, per le galline. Oggi non è che chi compra le galline, le uova, la carne allevata a terra è disponibile a pagare molto di più, ma se non è allevata a terra, se è allevata in gabbia, il consumatore non le vuole, non le compra proprio. Quindi c'è una scelta del consumatore e poi c'è una scelta della politica, perché il 40% della PAC sarà destinato ad azioni ambientali. Allora, questo è molto interessante. Noi come Radio Veneto Agricoltura torneremo ancora su questi temi perché sono temi fondamentali, perché vediamo che c'è un'evoluzione interessante ovviamente per tutto quanto diciamo il nostro territorio europeo e soprattutto per la nostra agricoltura. Ringraziamo il professor Angelo Frascarelli di questa sua disponibilità. Ci ha dato tutto sommato buone notizie, quindi grazie. Allora con Renzo Micheletto Mimovita vi saluta, abbiamo celebrato la puntata 100 di Radio Veneto Agricoltura, l'appuntamento è per la prossima settimana, giovedì prossimo.